Allora, siamo nella parte esterna della scuola e andiamo verso la zona dove andranno sistemate le 10 tende. Ecco. Questo è il campetto di calcetto, sono state eliminate le reti di protezione che correvano su questo lato e anche sul lato opposto, e verrà utilizzata anche la pista di atletica, quindi questo pezzo di più di 5 metri. Ecco, quindi in pratica, riprendendolo per intero, questa sarà la zona dove verranno ubicate le 10 tende. Sul fondo, dove si intravedono le scale, l'accesso alla scuola secondaria dove sono ubicati i servizi igienici. Sono già iniziate le operazioni di trasloco, banchi e sedie che stanno posizionati in quest'angolo. Domani mattina la protezione civile dovrebbe iniziare il montaggio delle tende. Tutti in classe? No, tutti nelle tende a Cagliari, in via Stoccolma, 200 bambini inizieranno così l'anno scolastico nelle tende della Protezione Civile. Fiocano le polemiche da parte di molte famiglie, c'è l'opposizione di centrosinistra che picchia duro contro il sindaco Trucciu, in effetti comunque i lavori, le tempistiche non sono state rispettate. Paolo Bruciani, lei è il responsabile della sicurezza del plesso di via Stoccolma. Che cosa ha da dirci? Prima di tutto, sarà un inizio d'anno scolastico all'insegna della sicurezza? Sotto quel punto di vista sicuramente sì, sono stati già fatti dei sopralluoghi della protezione civile, è stata fatta anche la prova di sistemazione di una tenda che rispetta i canoni della sicurezza, nonché la normativa di riferimento proprio anche agli spazi a disposizione per i ragazzi. Sono tende di 42 metri quadri, anche da ospitare una ventina di alunni. Verranno posizionate, diciamo, sul fianco della scuola in una zona atta ad accogliere proprio 10 tende che sono quelle necessarie e sufficienti per ospitare gli alunni che purtroppo non riescono, diciamo, a stare all'interno della scuola secondaria. Ecco, i genitori Però sono molto preoccupati, dicono quasi una situazione da terremotati. magari ecco, l'aspetto così un po' esteriore potrà anche essere quello, ma io le ho viste, vi assicuro che invece dal punto di vista sicurezza sono tende più che sicure, illuminate, non solo avranno un'implementazione di illuminazione che sarà portata da 30 lux sul piano lavoro, che è l'illuminazione minima già presente, a 150 lux, saranno dotate di pinguini per la climatizzazione, per cui probabilmente si starà anche meglio rispetto alle aule della scuola secondaria. Inoltre saranno coperti anche tutti i percorsi esterni per dare la possibilità a tutti gli occupanti delle 10 tende di poter accedere alla scuola per l'accesso ai servizi pubblici, che non saranno bagni chimici, ma saranno proprio servizi messi a disposizione dalla scuola secondaria, che ne ha, diciamo, fra virgolette, in abbondanza, perché sono servizi che venivano usati per l'aula magna che, diciamo, non verrà utilizzato, servizi igienici chiaramente. A Cagliari non capitano quasi mai forti piogge, però arrivano anche qui nell'isola al centro del Mar Mediterraneo. In quel caso la tenuta delle strutture, la tenuta delle tende è garantita. Ma sono tende della protezione civile, quindi atte a garantire anche situazioni di emergenza e quindi anche nel caso di forti piogge. Per di più dovrebbero essere leggermente sopraelevate dalla pavimentazione in maniera tale che l'acqua non sia a contatto con i piedi dei ragazzi. Per cui anche da quel punto di vista sono tende sicure. Tende sicure, tutto sicuro, quindi lei dice, cari genitori, state sereni? Consideriamo che poi non parliamo di tempi estremamente lunghi, perché si spera entro l'anno di risolvere la problematica della scuola primaria e quindi riportare tutte le 10 classi all'interno della sede originaria, diciamo, che è in via di sistemazione. Purtroppo anche lì
le tempistiche di comunicazione col comune non sono state, perché noi attendavamo risposte dal 7 di luglio, ci avevano informato della possibilità all'inizio di case prefabbricate, poi ci è stato comunicato purtroppo a fine agosto quasi che i costi erano eccessivi, i tempi per averle erano molto lunghi, si parlava di 60 giorni, per cui la soluzione è stata abbandonata. E questa soluzione ci consente di avere tutti gli alunni in loco e moltissime famiglie che hanno ad esempio più figli, uno alla primaria, uno alla secondaria, uno a volte anche all'infanzia, possono portare i ragazzi andando direttamente a Gianni Ruggi e senza dover girare per Cagliari, insomma. E questa è una cosa che noi sappiamo che dà fastidio un po' ai genitori.